Attenzione tifosi azzurri! Il dietro le quinte di Castel Volturno è in ebollizione e una novità importante sta iniziando a prendere forma. Per il prossimo mercato estivo. Ora lasciate i vostri like, iscrivetevi al canale e premete la campanella. Perché oggi abbiamo un aggiornamento scottante direttamente dal taccuino di Giovanni Manna. L'uomo dietro le decisioni che disegneranno il futuro dell'attacco del Napoli. Secondo il giornalista ed esperto di trasferimenti Niccolò Ceccarini, il club guidato da Aurelio De Laurentiis starebbe già pianificando importanti cambiamenti nel settore d'attacco, a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte. Nel suo editoriale per Tutto Mercato Web, Ceccarini ha rivelato che il Napoli sta lavorando a un doppio affare con l'Udinese, che coinvolge due nomi d'attacco presi in considerazione da mesi, Lorenzo Lucca ed Evan Ghessand-Bonni. L'intenzione è chiara, rivedere completamente il settore offensivo, ancora incerto sul futuro di Simeone e Raspadori. L'idea della società è quella di avere almeno due nuovi centravanti pronti per l'inizio della stagione. Uno con caratteristiche fisiche più imponenti, come Lucca, e l'altro più versatile e tecnico, come Bonni. Ma le novità non si fermano qui. Il Napoli sta cercando di inserire nell'affare con l'Udinese anche il difensore Oumar Solé, con l'obiettivo di rinforzare la difesa con un giovane emergente. Questo dimostra che Giovanni Manna sta mettendo a punto un pacchetto completo per ringiovanire e rafforzare la rosa azzurra, anticipando allo stesso tempo le possibili partenze che potrebbero avvenire nella finestra estiva. Con oltre 150 milioni di euro da investire, la stessa cifra utilizzata nell'ultima finestra di mercato, il Napoli dimostra di non voler scherzare e di voler allestire una squadra competitiva su tutti i fronti. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, approvate questo possibile doppio ingaggio con l'Udinese? Pensate che Lucca, Bonni e Solé siano i nomi giusti per rinforzare la squadra? Commentate qui sotto, la vostra opinione è fondamentale in questa fase di ricostruzione.